Le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa mostra sono strettamente personali, proprio per l'importanza che ha avuto l'archivio nella mia vita e nel mio processo di maturazione ho pensato ho strutturato questa mostra come un viaggio virtuale che conduce, che attraverso le incisioni l'osservatore viene condotto dall'esterno dell'archivio, quindi dall'ingresso di Via Ardigò fin dentro i depositi ottocenteschi, in tutto 26 incisioni eseguite a punta secca, e qui vediamo proprio i depositi ottocenteschi, quello che è l'archivio giudiziario, sia in panoramica, come se fosse una veduta un po' dall'alto, e sin dentro, cioè fino ai particolari, allo scaffale, alla sedia, alle carte che stavano sopra la scrivania. È come se io portassi qualsiasi osservatore o lettore del libro all'interno del deposito proprio dell'archivio giudiziario. Ho accolto con molto piacere la proposta di Daniela Savini di esporre questa mostra in questo luogo, perché Daniela Savini è stata una nostra ricercatrice, una studentessa che ha fatto la sua tesi di laurea nel nostro archivio, e proprio traendo ispirazione dalla sua esperienza in archivio di Stato ha voluto farci omaggio di questa bellissima esposizione di sue incisioni. Ecco quindi che questa mostra secondo me ha questo valore, cioè per un ricercatore, per chi si avvicina dall'esterno a questa realtà gli offre la possibilità di fare una ricerca storica, un percorso per conoscere la storia e le vite degli altri, ma anche per fare un percorso interiore, che è quello che Daniela ha fatto. Presso l'Archivio di Stato di Mantova noi conserviamo qualcosa come 25 km lineari di documentazione relativa alle varie magistrature, agli istituti che hanno retto e governato le sorti della città nel corso dei secoli. È quindi un luogo di ricerca, ripeto, aperto a tutti, aperto a specialisti, a storici, a ricercatori, a giovani laureandi, ma anche a cittadini, privati cittadini che abbiano voglia di conoscere qualche aspetto della propria vita, che abbiano voglia magari di fare una ricerca genealogica oppure una ricerca catastale sulle origini della propria casa, in un'attività estremamente appassionante, tanto che abbiamo studiosi che vengono qui da anni, praticamente ogni settimana, quasi ogni giorno.